Avevamo promesso di fare questa piazza, siamo stati un po' lunghi, ci abbiamo messo 5 anni, però sono contento, è venuto fuori una piazza magnifica. Poi mi è piaciuta l'idea di intestare questa piazza al volontariato. Il volontariato è una cosa grande e non è merito mio di qualche altro, di qualche politico, è nel DNA dei padovani, sono bravissimi, bravissimi. Un tripudio di colori, 700 metri quadri con motivi geometrici che si intrecciano con armonia ed energia, dando vita alla nuova piazza del volontariato alle Cave. Inaugurata questa mattina a Padova alla presenza di sindaco, vice sindaco e assessore ai lavori pubblici e di MacArthur Glen 90 di Piava Designer Outlet, sostenitore dell'intervento urbano. Rimettere al bello una piazza che qualche mese fa era completamente desolata, abbandonata, triste, e oggi rivive con tutti questi colori, con le strutture che abbiamo installato per lo sport, il basket, il parkour, nella speranza che siano proprio i giovani a tornare a viverle, anche solo per chiacchierare il pomeriggio, per fare una partita con il pallone. E questo è lo spirito, cioè portare vita fuori da 90 e soprattutto dove la vita è realmente, e cercare di far sì che i cittadini possano stare sempre meglio insieme con le autorità. La riqualificazione della piazza fa parte di un più ampio progetto di rinascita urbana, attraverso il progetto di realizzazione del murales a terra trame di tessuto urbano, creato dallo street artist Luca Font. Il tentativo è di trasmettere una serie di valori che sono sia legati al brand, sia legati alla città, sia legati a questo posto, e soprattutto cercare di trasmettere un'idea di allegria, di colore e di vivibilità per una piazza nuova e che spero che possa essere per il quartiere un punto di riferimento.